Un nuovo aggiornamento proveniente da Milano aiuta a raffreddare le aspettative e a separare il desiderio dalla reale fattibilità nel mercato di gennaio del Napoli. Siamo tornati con un'altra lettura strategica, di quelle che spiegano perché certi nomi emergono con forza e perché altri difficilmente vanno avanti. Prima di proseguire, lascia un like e iscriviti al canale, perché il tema di oggi riguarda cifre elevate. Un mercato senza margine e la verità su un possibile ritorno che molti continuano ad alimentare. A parlare è Luca Marchetti di Sky Sport. Il primo nome sul tavolo è Armand Laurienté. L'attaccante del Sassuolo è uno degli esterni offensivi più valorizzati della Serie A e potrebbe effettivamente cambiare club a gennaio. Il suo agente, in un'intervista a Stile TV, ha parlato apertamente della possibilità di un trasferimento al Napoli. Non è una novità. Da dicembre Areanapoli.it racconta il rispetto di cui Laurienté gode presso il direttore sportivo Giovanni Manna. Il problema, però, è oggettivo: il prezzo. Il Sassuolo chiede oltre 20 milioni di euro, una cifra considerata elevata per l'attuale contesto del Napoli, che deve operare in un mercato senza margine, dove le spese non possono superare le entrate. È esattamente questo che Luca Marchetti ribadisce: il Napoli sta cercando un esterno, sì, ma Laurienté costa molto. È troppo caro, in questo momento, per il Napoli. Traduzione pratica: l'interesse c'è, ma al momento non esiste lo spazio finanziario per andare avanti. E il ritorno di Giacomo Raspadori? Qui la realtà è ancora più dura. Marchetti è chiaro nel definire il tema come un sogno lontano. L'attaccante è vicino alla Roma, una trattativa che viene portata avanti da tempo, anche se manca ancora il sì definitivo. Anche la Lazio monitora la situazione ed è alla ricerca di un giocatore con queste caratteristiche, aumentando così la concorrenza. In attacco, Marchetti aggiunge un dettaglio rilevante. In alcuni scenari il Napoli ha considerato Artem Dovbyk più seriamente della Roma, persino nell'ipotesi di uno scambio con Lorenzo Lucca. Nonostante ciò, nessuna di queste piste ha trovato sufficiente trazione per trasformarsi in una trattativa concreta. Il quadro finale è chiaro. Laurienté piace, ma oggi è troppo caro. Raspadori è improbabile ed è più vicino a Roma-Lazio. Il Napoli resta vincolato a un mercato senza margine, alla ricerca di soluzioni creative o in attesa del momento giusto. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Faresti uno sforzo per Laurienté nonostante il prezzo elevato? Oppure concordi sul fatto che il club debba aspettare e cercare alternative più sostenibili? E su Raspadori, vale ancora la pena sognare? Lascia la tua opinione nei commenti. E se ti piace questo tipo di contenuto, con un'analisi lucida del mercato e informazioni ben filtrate, considera di inviare un super thanks per sostenere il canale e rafforzare ancora di più questo lavoro.